montagna, 3 frane tra Comelico e Sappada hanno interrotto i collegamenti stradali con il Friuli, pesanti disagi a viabilità e rete dell'acquedotto. La riapertura della strada regionale è rinviata a domani mattina per l'allerta meteo. E fino a mezzanotte l'intera regione in balia di forti temporali con raffiche di vento e grandinate, dichiarata dalla Protezione Civile l'allerta gialla idrogeologica. L'incendio al magazzino cinese di Conegliano, iniziati i rilievi per accertare le cause del rogo, non si esclude la pista dolosa, il fuoco partito dalla zona delle casse. 1 migliaio in chiesa a Campalto per l'addio tra le note di rame e palloncini colorati a Linda Zennaro, la ventenne annegata alla notte del Redentore al Lido di Venezia. Maxi controlli della Guardia di Finanza di Vicenza, controllati in 2 mesi centinaia di persone, eventi, sagre e concerti, sequestrati oltre 11 kg di droga. Impianti di climatizzazione fuori uso e temperature interne elevate, quasi una settantina gli uffici postali costretti a chiudere in Veneto, l'allarme della CGIL. Venerdì 9, sciopero dei balneari da Bibbione a Rosolina con ombrelloni chiusi come protesta alla riforma sulle concessioni, stop dalle 9 alle 11. SOS predazioni lupi, i casi sono aumentati esponenzialmente non solo sull'altopiano, situazione sempre più fuori controllo. Una delegazione della provincia di Vicenza ha incontrato a Venezia le autorità regionali. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il maltempo con un violento temporale che ha provocato la caduta di quasi 3.000 metri cubi di roccia sulla sede stradale. Siamo a Sappada, ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, interrotti i collegamenti stradali con il Friuli, tra Friuli e Comelico. Si passa da o verso il Cadore solo per il Mauria. Alla 00:30 un violento temporale si è abbattuto qui nella zona di Sappada, migliaia di metri cubi di roccia, di ghiaia e di sabbia si sono riversati sulla strada regionale 355 che di fatto ha chiuso il collegamento, interrotto al momento il collegamento tra il Friuli e il Comelico. I mezzi sono al lavoro per la bonifica e messa in sicurezza, ma pesa l'incognita meteo. E quanto fa sapere Friuli Venezia Giulia Strade, dopo le 3 diverse frane che hanno interessato la notte scorsa, al culmine di un violento nubifragio, la strada regionale 355, la regionale 465 e la ex strada provinciale 22 che mettono in collegamento il Friuli e il Veneto. Quando d'un colpo rocce, pietre e ghiaia sono scesi a valle invadendo la sede stradale e in parte sfondando il parapetto in legno e il guardrail finiti nel greto sottostante del fiume Piave. Da strada, salvo complicazioni in corso d'opera, dovute principalmente, come detto, al maltempo, dovrebbe tornare operativa entro le 12 di giovedì 8 agosto, nella massima sicurezza per gli utenti. L'evento è accaduto all'incirca mezzanotte e ha interessato appunto un'arteria importante che è il collegamento tra Friuli e Veneto di nostra competenza. All'incirca 3.500 metri cubi di materiale sono franati su appunto il nostro tratto di competenza, per cui ringrazio il nostro staff perché è al lavoro già da stanotte per cercare di liberare quanto prima il passaggio e mettere in totale sicurezza il passaggio e che collega appunto il Veneto e il Friuli. Questa è una delle 3 frane, dei 3 punti critici insomma, franati stanotte. Contiamo di riaprire in totale sicurezza questa arteria domani. I lavori per ripristinare la viabilità lungo la strada regionale 355 in comune di Sappada si sono di fatto ultimati, ma in presenza dell'allerta meteo della Protezione Civile e viste le condizioni meteorologiche in corso, Friuli Venezia Giulia Strade ha prudenzialmente preferito per maggiore sicurezza posticipare la riapertura della strada a domani mattina. Lo ha comunicato nel pomeriggio l'assessore alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante della regione Friuli Venezia Giulia. E il violento temporale che si è abbattuto nella tarda serata di ieri sulle terre alte ha causato enormi disagi in Comelico, problemi per la viabilità e alla condotta dell'acquedotto che scende, qui siamo in provincia di Belluno. Vediamo dunque la situazione.
Dissesti a catena in Comelico, oltre a quello rilevante che ha interrotto la viabilità fra le terre alte e la Carnia, il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera ha causato una colata di detriti fra Borgata Sacco e il cimitero di Casamazzagno in comune di Comelico Superiore e la conseguente chiusura della strada. Colate di detriti a Sopalù e fra Casamazzagno e Dosoledo. Nella notte isolata per qualche ora Borgata Palù, mentre un'altra frana ha interessato la 52 Carnica a Sega di Gonna. Chiusa la panoramica del Comelico fra Costa e Costa Lissoio nei comuni di San Nicolò e Santo Stefano di Cadore. Molteplici sono stati gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte assieme ai volontari e al personale di ANAS e Veneto Strade. Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di Padola di Comelico Superiore, causando un blackout che prontamente è stato risolto. Disagi sono stati segnalati dai cittadini per l'acqua che da questa mattina esce torbida dai rubinetti e fontane nelle zone di Padola e Dosoledo. Il sindaco Staunovo Polacco ha chiesto l'intervento dei tecnici di BIM e GSP che stamattina hanno provveduto a chiudere la condotta che scende dalla Jarnola utilizzando il bypass realizzato la scorsa estate. Il problema della torbidità dell'acqua non è stato però del tutto risolto e ha costretto residenti e turisti a fare scorta di casse d'acqua. Purtroppo l'allerta per temporali violente non è ancora rientrata. In serata è atteso il passaggio di una nuova perturbazione che potrebbe causare nubifragi nella parte alta della provincia. Come detto nel servizio rimane l'allerta meteo, possibili rovesci temporali sparsi dapprima sulle zone montane, poi anche su alcune zone della pianura, specie in serata con fenomeni localmente intensi. È emessa dalla Protezione Civile regionale per l'intero territorio veneto l'allerta gialla per rischio idrogeologico fino a mezzanotte, ma il maltempo ha già causato non pochi danni nella zona del Vicentino, in tutta l'ondata di maltempo ha proprio colpito la provincia berica con pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandinate a macchia di leopardo. Tra le zone più colpite il capoluogo berico, dove sono numerosi gli alberi caduti, i rami pericolanti che hanno costretto alla chiusura di alcune strade. Danneggiate anche alcune auto, mezzi colpiti dalla caduta di alberi anche di grosse dimensioni. In centro storico a Vicenza la vetrina di un negozio è stata infranta da una sedia volata a causa del vento, mentre alberi caduti sempre a causa del vento sono segnalati anche a Campo Marzo. Blackout di oltre mezz'ora, probabilmente causato da un fulmine in una vasta zona compresa tra i comuni di Vicenza e Monticello Conte 8. Dunque il maltempo annunciato è già arrivato soprattutto nella provincia di Vicenza. E torniamo all'incendio, al vasto incendio al magazzino cinese Aomai di Conegliano. I vigili del fuoco nella mattinata, una volta spente le fiamme, hanno iniziato ad eseguire i rilievi per accertare le cause del rogo. Ora al vaglio della polizia giudiziaria resta il giallo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. È ancora acre l'odore che pervade l'aria dentro e attorno lo store cinese Aomai di Conegliano l'indomani dal devastante incendio. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme che hanno interessato tutto lo stabile di 4.000 metri quadrati che si trova nella circonvallazione appena fuori il centro città. Resta il giallo sulle cause che hanno fatto scoppiare l'incendio e su cui stanno indagando i tecnici dei vigili del fuoco, arrivati per un sopralluogo in mattinata per accertare anche l'agibilità dello stabile. E poi avremo anche un rilievo invece da parte personale della Polizia Giudiziaria per stabilire le cause dell'incendio, per stabilire eventuali punti di innesco e la modalità di propagazione dell'incendio, anche se questo non è comunque semplice perché l'incendio ha coinvolto veramente tutto il volume locale, quindi un incendio generalizzato che maschera in maniera abbastanza notevole quello che potrebbe essere il punto di innesco dell'incendio. Secondo i primi rilievi, le fiamme sarebbero partite vicino alle casse in prossimità di alcuni scaffali del reparto casalinghi. Sarebbe lì infatti che i vigili del fuoco hanno rilevato la maggior concentrazione di calore. Troppo presto però per definire quali siano state le cause scatenanti il rogo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Incendio che ricorda quello che si era scatenato in un magazzino cinese a Preganziol nel maggio del 2023. In quel caso il rogo era divampato in piena notte
morte, un atto doloso su cui pendeva l'ipotesi del racket. Il caso di Conegliano appare però più complesso e con molti punti interrogativi ancora da risolvere. Prima di tutto perché è divampato durante il giorno intorno alle 3 del pomeriggio, quando all'interno c'erano clienti e dipendenti, 3 dei quali sono rimasti intossicati e per questo soccorsi e portati all'ospedale. Per la catena di negozi Aumai non un periodo roseo. A maggio era stato infatti arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza per una frode fiscale da 20 milioni di euro il proprietario Chen Wenzhou, a cui sono stati sequestrati beni e denaro per 6 milioni di euro. Market Aumai di Conegliano non di proprietà. I gestori di origine cinese sono infatti in affitto nello stabile di Livio Bernardi, che da poco ha aperto un'attività proprio sopra il magazzino e che durante l'incendio ha assistito incredulo mentre le fiamme divoravano la sua proprietà. Uno dei primi a chiamare i soccorsi, il direttore dell'attività di deposito. Sono arrivato per primo, purtroppo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le ambulanze e tutto, di modo che non ci sia nessuno che si è fatto male. Ci siamo accorti, ho avuto un cliente che mi ha chiamato, che era andato via subito prima di me e ha visto dalla parte delle casse che c'era su incendio. Locali che sono stati per la maggior parte risparmiati dalle fiamme grazie ai dispositivi antincendio. I locali al piano superiore possono, fra virgolette, ritenersi agibili. Un migliaio oggi a Campalto per l'addio a Linda Zennaro, la ventenne che ha perso la vita annegando la notte del Redentore al Lido di Venezia. A Campalto per l'ultimo saluto a Linda Zennaro, un migliaio le persone dentro e fuori la chiesa dei Santi Martino e Benedetto. Sul sagrato i palloncini celesti anche a forma di cuore, quelli bianchi, ognuno con inciso il suo nome, Linda. Poi c'è l'album di foto tra glitter e cuoricini colorati, momenti di spensieratezza e grandi sogni tipici dei 20 anni, quelli tragicamente rubati a Linda la notte in cui a Lido di Venezia ha perso la vita. Era la notte del Redentore. Linda aveva partecipato ad una festa in spiaggia e così anche per il commiato la mamma, Rossella, il papà Roberto, il fratello Alvise e gli amici hanno voluto ricreare quel clima di luce e festa sulle note di Irama con un brano scelto non a caso, proprio mentre tra gli applausi con l'uscita della bara di legno chiaro su un letto di fiori bianchi indaco i palloncini bianchi si liberavano verso il cielo. Una festa l'ha strappata via così poco prima dall'altare Don Massimo Cadamuro, che ha celebrato l'omelia nel corso della quale si sono susseguiti con interventi il cugino Nicolò, che si è fatto portavoce del fratello di Linda, seduto in prima fila accanto ai genitori. Così improvvisa, come sei entrata nella mia vita, così te ne sei andata, senza darmi il tempo, con la possibilità di tenerti per la mano e chiederti di restare per ogni giorno della mia vita. Non sei andata via, sei passata nella stanza accanto, così tra gli amici, citando i versi di Sant'Agostino. Asciuga le tue lacrime e non piangere, segnami il tuo sorriso e la mia pace. Maxi controlli della Guardia di Finanza di Vicenza in tutto il territorio provinciale, sequestrati oltre 11 kg di droga. Controlli estivi a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Vicenza in tutto il territorio provinciale, che da metà giugno ad oggi hanno visto impiegati 330 equipaggi nei vari servizi. Controlli concentrati in particolar modo nelle manifestazioni, eventi, piazze, sagre e concerti, che hanno portato a sequestrare oltre 11 kg di droga tra cocaina, hashish, marijuana e crack. I controlli effettuati nell'ultimo mese e mezzo hanno permesso in tutto il territorio provinciale di sequestrare oltre 11 kg di sostanza stupefacente suddivisa tra cocaina, hashish e marijuana in molteplici attività di polizia giudiziaria, nonché nel corso di controlli specifici in occasione di eventi o manifestazioni musicali. 24 gli interventi che hanno permesso di individuare una trentina di lavoratori in nero irregolari con multe per 100.000 euro a carico di 17 imprenditori. Nel corso di controlli finalizzati a valutare la posizione dei lavoratori presso numerose aziende e attività commerciali sono stati rilevati dai vari reparti territoriali oltre 30 lavoratori in nero, di cui 12 stranieri e 4 minori. Le attività principali sono state svolte dal gruppo Vicenza, dal gruppo di Bassano del Grappa e dalla compagnia di Arzignano.
Centinaia gli interventi eseguiti, specie nelle località ad alta vocazione turistica come nelle città d'arte e nelle aree montane, rafforzando i settori tipicamente estivi, dalla lotta all'abusivismo commerciale al gioco illegale, alle truffe, alle irregolarità legate alla vendita di carburante e alla commercializzazione di prodotti non sicuri. Sono stati 220 i controlli operati a contrasto dell'abusivismo commerciale segnalati alla centrale operativa delle Fiamme Gialle, con 55 irregolarità riscontrate. Ha rischiato di essere investito per gioco la mattina presto mentre stava andando al lavoro in bicicletta, protagonista un impiegato di un hotel di Jesolo. Rischiare di essere investito per uno scherzo, un gioco, una goliardata, un gesto magari compiuto con leggerezza che però rischia di avere conseguenze gravi. Magari come ha denunciato il direttore di sala di un albergo di Jesolo, che per 2 volte si è trovato una macchina che ha fatto finta di investirlo mentre all'alba si recava al lavoro in bicicletta. Abbiamo preso anche noi dagli organi di stampa questo accadimento, non c'erano arrivate delle segnalazioni dirette, ovviamente ciò non significa che non sia successo, non significa che non porremo la massima attenzione anche su questo fenomeno, ovviamente in concorrenza con le forze dell'ordine. L'invito a tutti è quello di segnalare prontamente agli organi competenti episodi di questo tipo che purtroppo in una città piena, oggi Jesolo conta dalle 180 alle 200.000 persone in città, purtroppo possono succedere anche questi fenomeni. Non sarebbe peraltro la prima volta che a Jesolo chi si sveglia la mattina presto per andare a lavorare viene preso di mira da chi invece sta rientrando dopo una notte di divertimento. È la cosiddetta città fisarmonica che durante la stagione turistica passa da qualche migliaio di residenti alla popolazione di una città di media grandezza, con annessi problemi anche di ordine pubblico che questo può comportare. L'importante è proseguire sulla strada intrapresa appunto anche con le forze dell'ordine, che è quella di identificare, segnalare, sanzionare, ma soprattutto allontanare dal territorio con i fogli di via e i DASPO le persone che si rendono responsabili di comportamenti come questo tipo, ancor più odiosi se perpetrati nei confronti di persone che sono qui per lavorare, per fare dei sacrifici e per portare a casa un reddito. È odioso quanto è accaduto nel cimitero di Cartigliano, raid vandalico, immagini sacre sparse un po' ovunque, piante rovesciate, l'indignazione del paese. Un gesto infame fatto da delle persone infami, da delle persone che se le definisco animali offendo gli animali, dunque un gesto che non riesco ad accettarlo, come non riescono ad accettarlo tutti i cittadini del mio paese. Il sindaco di Cartigliano Germano Racchella parla di gesto infame. L'intero paese è indignato per il raid vandalico messo a segno in pieno giorno all'interno del cimitero. Piante e vasi di fiori rovesciati, immagini sacre e lumini sparsi un po' ovunque. Una scena bruttissima, quella che si è presentata a coloro che sono arrivati in cimitero nel primo pomeriggio di ieri. Hanno preso una trentina di tombe e hanno messo a soqquadro piante, fiori, vasi e quant'altro. Dunque è stata proprio una bravata di un qualcuno che non so cosa voleva dimostrare. Oggi le tombe sono state sistemate e tutto è in ordine. Resta però l'amarezza per un gesto insensato, senza spiegazioni, odioso. Ora è caccia ai responsabili e il sindaco punta il dito su alcune bande di giovani che stanno mettendo a segno atti vandalici nel suo comune e non solo. Ultimamente ci sono molti atti vandalici, non solo a Cartigliano, ma sentendo i colleghi anche in tutto il territorio, e dunque che come sindaci ci dobbiamo porre delle domande ed eventualmente assieme anche all'azienda sanitaria trovare un sistema per fare, che ne so, dei progetti, dei corsi, un quant'altro, per riuscire a capire questi giovani soprattutto di cosa hanno bisogno, cosa gli manca, che cattiveria hanno dentro, che problematiche loro hanno. Venerdì 9, sciopero dei balneari da Bibbione a Rosolina con ombrelloni chiusi come protesta per la riforma delle concessioni. È una sottoscrizione molto importante perché intanto abbiamo la progettazione, ma abbiamo già la concretezza di avere anche le risorse per la realizzazione. Un'infrastruttura che consentirà di alleggerire il traffico in entrata a Jesolo anche in vista della realizzazione della Via del Mare.
L'accordo di programma per la bretella di prosecuzione della regionale 43 in direzione Cortellazzo è stato sottoscritto dal Comune di Jesolo con Veneto Strade e Regione Veneto. Nella manovra IRAP che viene inserita nel bilancio, di fatto c'è anche la previsione dell'apertura di un mutuo dove il bilancio mi mette a disposizione 50 milioni sul 2026 che io senza alcuna esitazione ho destinato alla bretella di Cortellazzo. Il documento sottoscritto prevede l'impegno del Comune a trasferire a Veneto Strade il progetto esistente risalente al 2010 del raccordo stradale per aggiornarlo, predisporre lo screening ambientale e sviluppare il progetto esecutivo. Un'opera pensata qualche decennio fa che si completa con la realizzazione del Via del Mare e che dà un'accessibilità facile, veloce verso quelle che riteniamo siano delle località importanti dal punto di vista quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica del Veneto. Che abbiamo stimato, questi sono i calcoli, può contribuire a distogliere fino a un 30% di veicoli che oggi invece vengono riversati sulla via Roma Destra, sulla viabilità verso il Picchi e verso Cavallino, portandolo appunto verso Lido Est. Il raccordo avrà una lunghezza complessiva di circa 4 km. Se l'iter autorizzativo procederà secondo i programmi, si prevede di concludere la fase progettuale nel 2027. Poi seguirà la cantierizzazione per arrivare alla consegna dell'opera entro il 2029. Questo è il servizio sulla Via del Mare e ora lo sciopero dei balneari in previsione venerdì 9. Si chiama Bolkestein, si legge protesta, è quella che i balneari veneti metteranno in atto venerdì prossimo, 9 agosto, con il cosiddetto sciopero degli ombrelloni, ovvero ombrelloni e lettini chiusi dalle 9 alle 11 del mattino. Contro il governo e il Parlamento che chiude i lavori agostani per ferie, senza tutelare la categoria, ovvero senza approvare una legge che garantisca la balneazione attrezzata. Spiega così il presidente del settore del sindacato interprovinciale di Venezia e Rovigo, Lorenzo Braida, i motivi dello sciopero. Si dice decisamente insoddisfatto rispetto all'ultima seduta del Consiglio dei Ministri di stamane con il ministro Raffaele Fitto. Non ha prodotto nessun tipo di decisione per quanto riguarda i balneari e quindi venerdì mattina anche il Veneto si adeguerà, diciamo, a quelle che sono state le scelte del sindacato italiano balneari. Per quanto ci riguarda, da Bibione a Rosolina, ogni concessionario esporrà delle locandine, dei manifesti attraverso le quali l'utenza potrà capire quali sono le ragioni che ci portano a chiedere al governo di legiferare finalmente una volta per tutte con delle regole chiare, valide su tutto il territorio nazionale per poter ottenere le nuove concessioni. Concessioni che hanno costi decisamente elevati, contrariamente a quanto si pensa, sostiene Braida. Si investe molto sui servizi dedicati al comparto insieme agli alberghi, la ristorazione e il settore immobiliare ed anche con l'ente pubblico, quali i consorzi arenili, conclude. E sono circa una settantina gli uffici postali che in Veneto hanno chiuso tra il 1° luglio e il 7 agosto. A denunciarlo la CGIL regionale, che spiega come alcuni di questi siano chiusi già da un mese e i motivi di queste chiusure, secondo il sindacato, sarebbero per lo più imputabili a lavori di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda l'impianto di climatizzazione. In certi uffici, sottolinea sempre la CGIL, come ad esempio quelli di Venezia Centro, Sottomarina, Cavallino, Stra, Conserve, ma anche a Soligo, Treviso, Arzegrande, Scardovani, solo per fare qualche esempio, le temperature degli uffici avevano raggiunto un livello tale da rendere complicata per clienti e dipendenti la permanenza all'interno. L'allarme predazione lupi è una delegazione della provincia di Vicenza ha incontrato a Venezia le autorità regionali. C'è una popolazione dei lupi attualmente in salute, in costante aumento e che non può aumentare all'infinito perché in questo modo turba l'equilibrio fra gli allevatori, i residenti, i turisti e la popolazione di animali selvatici stessi. Quindi auspichiamo quanto prima un piano di intervento che ripristini questo equilibrio. Ufficialmente in provincia di Vicenza solo nel primo semestre dell'anno sono state oltre 90 le predazioni registrate, ma il numero è approssimato per difetto perché certifica solo i casi denunciati.
un trend impressionante che attesta una tendenza ormai fuori controllo soprattutto nei comuni montani tra Valdagno e Schio e quelli dell'altipiano. I lupi però stanno uscendo dall'areale tradizionale per spingersi in pianura, tra gli ultimi casi segnalati quello di San Michele di Bassano. Per segnalare ufficialmente la preoccupante situazione in regione, una delegazione della provincia Berica ha incontrato le autorità nella sede di Palazzo Balbi, consegnando una lettera firmata di 40 sindaci che chiedono interventi urgenti per sopire le preoccupazioni e scongiurare l'abbandono delle maghe da parte degli allevatori. I sindaci del Vicentino hanno sollevato la questione del lupo, in modo particolare quelli dell'altopiano, ma non solamente loro, quindi io in rappresentanza della provincia ho anche sottolineato quello che è il ruolo delle nostre polizie locali e provinciali in questo caso, che sono in costretto contatto con gli uffici anche regionali. Il problema ovviamente deve essere comunque affrontato sia a livello nazionale che europeo, e quindi questa è la richiesta che facciamo alle autorità di competenza. Un problema su cui occorre intervenire in modo deciso, e noi come Regione siamo al fianco degli amministratori con tutte quelle che sono le azioni che oggi ci vengono consentite dalla legge, ma abbiamo bisogno di strumenti più incisivi, abbiamo bisogno che venga finalmente data la possibilità di contenere la popolazione dei lupi che oggi è in forte espansione nella nostra regione. Ed è tutto, adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.